cui siamo. Allora, accennavamo al discorso anche del coinvolgimento purtroppo del lavoro, del mercato del lavoro, quindi vediamo un altro contributo, un altro servizio della redazione, così dopo lo commentiamo e poi ci agganciamo a quanto stavamo dicendo tra poco. Il mercato sommerso non è solo quello delle piccole evasioni fiscali, degli scontrini dimenticati o dei commessi sottopagati. È stata la crisi economica a spalancare anche le porte del nord Italia, Veneto compreso, allo sfruttamento della manodopera, al lavoro illegale, al caporalato e alle varie forme di irregolarità lavorativa che colpiscono non solo i lavoratori stessi, ma si ripercuotono anche sulle aziende sane. Una crisi che ha permesso l'infiltrazione di vere e proprie organizzazioni criminali, talvolta perfino di stampo mafioso, che si sono insinuate nel tessuto economico regionale provocando ferite profonde. Padova, il centro logistico del Veneto e uno dei più grandi d'Italia, con le sue risorse non poteva evidentemente essere risparmiata. I settori più colpiti dal malaffare sono agricoltura, edilizia e logistica e i numeri fanno impressione. Per ciò che riguarda il settore primario, gli studi hanno dimostrato, rapportando i prodotti in commercio ai lavoratori regolarmente pagati, che per la quantità di prodotto agricolo attualmente risultante nella provincia sarebbero necessarie il doppio delle ore lavorative regolarmente liquidate. È in questo settore che il caporalato vero e proprio, quello dei braccianti e dei lavoratori stagionali, fa breccia nelle attività quotidiane. I lavoratori, tutti stranieri, ospitati in case fatiscenti, firmano contratti formalmente regolari, ma sono poi costretti a restituire parte dei loro compensi ai caporali, ovviamente in nero, dietro la minaccia di revocare le loro prestazioni e perciò di mettere a rischio i loro permessi di soggiorno in Italia. Nella provincia di Padova, nel campo della logistica, lavorano invece 50.000 persone e i rilevamenti sostengono che la metà di queste, ovvero circa 25.000, sia in qualche modo sottoposta a varie forme di irregolarità. Le modalità sono diverse, ma il filo conduttore è l'appalto al ribasso. Offerte insostenibili, introiti minimi e il prezzo che ricade sui lavoratori, le cui misere paghe a loro volta si ripercuotono sul mercato e sulla concorrenza, inquinando il lavoro delle aziende virtuose. Un circolo vizioso che a fatica si sta cercando di arginare. Con la nuova legge emanata nel 2016 l'inasprimento delle pene ha provato a tamponare la situazione, ma il problema rimane e da qualche anno non è più solo del meridione. Daniele Tronco, riguardo il mercato del lavoro, poi voi avete fatto anche delle indagini relativamente ai beni confiscati, relativamente a attività proprio produttive e vanno a riconfermare questo, quindi caporalato tuttora esistente. Sì, certo, perché vediamo anche le slide mentre lei parla. È un meccanismo abbastanza oliato, diciamo, cioè, a parte che è stato appena spiegato, no, che c'è il doppio... rispetto alla produttività non tornano i conti. Bisognerebbe regolarizzare il doppio. E tra l'altro poi cosa si fa? Si utilizza del denaro che costa poco, sì. e quindi si fa una concorrenza sleale verso chi invece il denaro per fare, cioè il classico caso dell'azienda che va male, che viene rilevata da persone che hanno disponibilità economiche a basso costo, perché è denaro che proviene da attività illecite, quindi acquisisce la proprietà dell'azienda e poi in qualche maniera o svende eccetera e quindi trasforma quel denaro illegale in attività, in denaro buono. Peccato che in mezzo ci stanno in molte situazioni persone, lavoratori e quindi ci sono tanti fenomeni. Allora, da una parte un livello di precarizzazione che aumenta, un utilizzo della manodopera in modo diciamo che indiscriminato che rasenta lo schiavismo e abbiamo poi che si rovinano anche attività che hanno invece diciamo, necessità per la loro sopravvivenza di avvalersi degli strumenti ordinari. Diciamo che è un tipo di penetrazione molto subdola che ha fatto breccia anche in realtà, ecco perché in Veneto, in Lombardia, in Veneto, nelle regioni dove c'è lavoro, dove c'è attività, diciamo dove ci sono soldi, si sono installate vere e proprie
proprie strutture, organizzazioni che l'attività di contrasto fa emergere in modo oramai quasi quotidiano, come veniva detto prima, perché poi alla fine insomma si vedono. Ma il timore di molti lavoratori e anche ex lavoratori, perché poi pensionati hanno lo stesso timore, è che l'arrivo di tutte queste persone, di questi stranieri extracomunitari che hanno bisogno di lavorare, faciliti questi sistemi tra virgolette mafiosi con caporalati e quant'altro, perché sono masse critiche che accetteranno qualsiasi cosa pur di entrare nel mercato del lavoro. E allora tanti dicono: ma interviene il sindacato in questo versante? Chiedo a voi, perché è un tema molto delicato a questo punto, cioè quando una persona viene assunta e fa dei lavori e prende 300 euro e accetta queste condizioni perché si sa pur di lavorare prendere 300 euro va già bene, però porta via il lavoro a chi potrebbe invece averlo a un prezzo, a una cifra congrua, concordata eccetera, dentro un ambito di legalità. Ma io intanto metterei in luce un fatto consolidato. La disoccupazione è sempre stato un elemento utilizzato da parte del padronato meno corretto, scorretto, diciamo, contro i lavoratori occupati, contro il lavoro legale. Per cui non è un problema, secondo me, di bianchi, neri, di extracomunitari, di comunitari, eccetera. È un fenomeno che riguarda l'utilizzazione, la strumentalizzazione della disoccupazione come elemento di pressione nei confronti del lavoro buono. Se questa è l'analisi macro che noi facciamo, bisogna anche vedere che cosa si fa come elemento di contrasto. Questo è il punto. Intanto questo servizio che voi avete fatto vedere mi pare un servizio fatto bene, un servizio di denuncia, un servizio di analisi corretta del fenomeno. Di un fenomeno che c'è. Nella misura in cui il fenomeno c'è, esiste, e le forze sociali, le forze politiche, i sindacati si rendono conto, è vero, è chiaro che bisogna vedere quali sono le misure di contrasto. Noi continuiamo a denunciare, per esempio, che il lavoro ispettivo degli ispettori, sia dell'Ispettorato del Lavoro sia dell'INPS, è vero, è un lavoro, come dire, non all'altezza, perché c'è una costante riduzione del numero degli addetti, non vengono messi a disposizione degli addetti per il contrasto quegli strumenti necessari e di conseguenza questo nostro Paese deve assumere il valore della lotta alla criminalità, alla mafia, al contrasto, al caporalato, è vero, lo deve assumere anche perché i dati macro sono quelli che noi abbiamo più volte denunciato. La corruzione nel nostro Paese ha oltre 60 miliardi, è vero, di euro di valore, movimenta oltre 110 miliardi per quanto riguarda l'evasione fiscale, è vero, e il lavoro nero. Queste forme di caporalato, anche queste esistevano al sud, si sono estese qui da noi e hanno giustamente delle caratteristiche internazionali. Assolutamente. Quanti sono i slovacchi? Quanti sono, è vero, provenienti dalla Croazia, provenienti dalla Slovenia, è vero, che vengono, stanno un periodo di 3, 4, 5 giorni nelle nostre campagne, fanno la potatura, albergano nei pullman, a far buono, o nelle case dirocate in mezzo alla fanno e ritornano a casa. Ora è evidente che bisogna che consapevolmente acquisito il dato si vada a vedere quali sono le azioni di contrasto. Noi come sindacato ne facciamo tante. Perfetto. Azioni di contrasto, attività ispettiva, questo è un altro aspetto molto interessante. Vediamo un altro servizio. Nella zona industriale di Padova, cuore pulsante di uno dei più grandi centri logistici del paese, caporalato e lavoro irregolare sono realtà con cui difficilmente ci si ritrova a confrontarsi nel quotidiano. Posso desumere che sicuramente qualcosa ci sia, però è una deduzione, semplice deduzione. Non so niente sull'argomento, non saprei cosa dirti. No, veramente non saprei dire. Guarda. È un problema con cui non ha mai avuto a che fare? No, per fortuna no, tutto sommato, quindi lavoro in un ambiente sano e quindi... E non sono a conoscenza di realtà, insomma, anche probabilmente ci saranno, ma ecco, non ne sono a conoscenza.
I dati però dicono che il fenomeno è ampio e radicato, realtà sommerse che fanno da sfondo alle normali attività di tutti i giorni. È anche per questo che, a contrasto di malaffare e pratiche che inquinano il mercato, è attiva una vera e propria task force. Il modo in cui ottimale per aggredire e accertare questo tipo di reato è certamente quello di spendere più forze, oltre in primis l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quindi gli ispettori del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL. Accanto a loro è importante proprio in funzione di accertamento di quelli che sono gli indici di sfruttamento essenziali per fondare questa fattispecie e l'importante l'intervento dei carabinieri delle stazioni locali, dei carabinieri e delle polizie locali. Fondamentale è quello della Guardia di Finanza, importantissimo anche l'ausilio che ci viene dato dall'Ufficio Territoriale di Governo, dalla Prefettura. Ce la mettiamo tutta, ma come ripeto sono accertamenti molto lunghi che mediamente richiedono dai 5 ai 7 mesi di indagini fitte e quindi può capire bene come è impossibile coprire tutto il territorio con efficacia. Sì, diciamo che adesso questo servizio mette in evidenza e conferma quanto abbiamo detto finora. Tra l'altro c'è un aspetto, guardate, noi che stiamo dentro anche i comitati dell'INPS sulla sorveglianza, proprio in questi giorni stiamo anche proponendo degli ordini del giorno perché il tema del depauperamento delle risorse predisposte a questi controlli è un fatto oggettivo, perché si è fatto negli scorsi anni dei tagli draconiani su questi aspetti, dove non dico che non ci fosse la necessità di riordinare, ma con il buono, con il cattivo si butta via anche il buono, e quindi se tu riduci la capacità ispettiva è chiaro che poi diventa complicato. Noi abbiamo dei dati in agricoltura, il nostro sindacato del settore dei braccianti agricoli ha prodotto, come avete visto, il sindacato dei trasporti proprio sulla logistica a Padova ha fatto delle azioni specifiche anche di tutela. Io voglio ricordare che qui a Padova abbiamo avuto anche situazioni molto pesanti per le persone fisiche che sono state coinvolte in questi ragionamenti, ovviamente questioni molto delicate perché coinvolgono anche poi la vita delle persone. Esatto. Ricordiamoci che questo tipo di azioni hanno un volto cosiddetto da uomini d'affari all'inizio, ma poi declinano anche dove fosse necessario in manifestazioni anche molto dure e molto violente, perché non è che si abbandonano anche i sistemi, fra virgolette, classici. Quindi questa è un'azione, guardate, che va molto attentamente. Il tema che veniva ricordato da Danilo anche dell'uso dei beni confiscati. Dopo vediamo altri dati che sono molto interessanti. Abbiamo in Veneto, come abbiamo circa 22 aziende, abbiamo 200 e rotti, 290 diciamo altri beni che sono stati sequestrati. Qui bisogna passare all'azione, perché qui si rischia anche che da una parte l'abbandono e dall'altra magari che si ritornino in possesso questa è l'altra questione, magari a prezzi anche scontati. Allora andiamo in pubblicità, dopo rivediamo anche questi dati. Qui vediamo alcuni numeri relativamente alle aziende divisi per territorio provinciale, ma abbiamo altre slide interessanti. Pubblicità, pochi secondi.